niente. Ecco Sindaco, io non a caso prima ricordavo a me stesso tutte le cariche che lei ha ricoperto, proprio per questo, perché non è che qualcosa forse qui a Napoli qualcuno l'ha sottovalutato un po'? Non lo so, E ha sbagliato. ci mancherebbe che mi sopravvalutassi io, non sono tanto poco intelligente da sopravvalutarmi io. Certo una cosa che mi hanno dato per morta 40 volte e grazie a Dio 47 morto che parla, ma insomma sono rinata sempre. Sindaco, passiamo al centro storico. Progetti come per esempio quello delle sartorie ai quartieri che noi pensiamo poco fattibili e poche chiedo scusa. delle sartorie ai quartieri e poche leve strategiche per coinvolgere capitali privati. Come rispondere a queste accuse piovute sul recente piano per il centro storico? Onestamente, chiedo scusa, non ho capito cosa sono le sartorie ai quartieri. Nel progetto c'è di mettere delle sartorie, per esempio, in alcuni degli ex bassi dei quartieri spagnoli. Non so, onestamente non ho mai letto qualcosa di specifico sulle sartorie, anche se domani andrò a fare una cosa che mi piace molto, cioè la festa dei sartori a Castel dell'Ovo. Noi abbiamo probabilmente va interpretata così, noi abbiamo una tradizione artigianale molto bella che va ripresa e rilanciata. Io appunto andando alla festa dei sartori negli anni scorsi ho sempre incontrato alcuni vecchietti estremamente che mi hanno spiegato che loro vivono 15 giorni a Napoli e poi un giorno a New York e avendo domandato ma cosa andate a fare a New York? Dice a provare i vestiti ai nostri clienti. Ora se questo può significare un recupero delle vecchie botteghe artigianali non ci vedo niente di male, ma certo non si rilancia Napoli solo mettendo le sartorie nei quartieri. Ecco Sindaco, il centro storico è patrimonio dell'UNESCO dal 95, noi qui molto spesso ci siamo occupati sia del centro, appunto del centro storico, dell'UNESCO, quando sono venuti anche qua gli ispettori, però non è stato mai redatto il piano di gestione del centro storico, dove sono dettagliati i singoli interventi di manutenzione del patrimonio, come previsto dall'UNESCO. Quindi è a rischio questo riconoscimento dell'UNESCO? Guardate, questa è un'altra questa è una boiata, non una favola urbana. Gli ispettori però sono venuti a Napoli. Gli ispettori sono venuti a Napoli e sono venuti guidati dall'ambasciatore che è stato ambasciatore d'Italia presso l'UNESCO e che adesso lavora col segretario generale dell'UNESCO e hanno completamente smentito qualsiasi pericolo. Questo non significa che avendo i soldi non si debba fare di più e meglio e questo non significa che tutte le iniziative tipo quelle del piano dei 220 milioni dell'Unione Europea o ben venga i piani di recupero del FAI eccetera vadano potenziati, però è appunto patrimonio dell'UNESCO, possiamo dormire sonni tranquilli. Ecco, quindi questa è una notizia che lei ci dà per certa, quindi stia tranquillo. È un altro scoop che possiamo dire che facciamo noi qui ai Fatti di Napoli. Chiamate l'ambasciatore Caruso e chiedetegli, che fra l'altro è un napoletano, un gran signore napoletano, simpaticissimo, quindi sarà una bella trasmissione, e chiedetegli conferma. Sindaco, in verità io mi fido di quello che dice lei. Negli ultimi giorni, e non solo negli ultimi giorni, si è parlato tanto di movida appunto del centro storico con aggressioni notturne, non succede solo a Napoli diciamo noi, ma anche le proteste dei residenti per il disturbo appunto che queste cose portano per la quiete, gli appelli dei proprietari dei locali che denunciano l'abbandono delle istituzioni. Come si interviene secondo lei in questa situazione? Guardate, bisogna innanzitutto prendere le situazioni senza drammatizzarle. Non perché io abito a Via Duomo in una zona povera verso il porto dove non c'è movida perché non ci sono locali eleganti. L'altro giorno D'Alema, parlando alla fine del forum delle culture, della riunione dei sindaci a Città della Scienza, ha raccontato una cosa che conosco benissimo perché è vicina al mio quartiere di residenza, al quartiere di residenza di mia figlia a Roma, cioè l'invasione dalle borgate sul quartiere Prati. E a me veniva in mente la nostra movida con la invasione dai paesi, la gente che appunto affluisce a Piazza Vitelli, cioè bisogna innanzitutto avere la coscienza che la città è di tutti,
che tutti devono goderla, anche i giovani e i giovani di periferia. Certamente devono goderla rispettando alcuni diritti, e uno è il diritto alla quiete degli abitanti. Il vice sindaco Sant'Angelo ha immaginato, e il prefetto ci sta già studiando, delle specie di pattuglie miste, carabinieri, polizia e vigili urbani, che siano speciali per il venerdì sera, il sabato sera e un po' di meno per la domenica, perché il fenomeno si sgonfia, e che entrino in azione nella zona movida. Poi un appello alla pazienza da parte: vivere a Via dei Mille porta dei vantaggi, ma porta anche qualche svantaggio. Un po' di pazienza a loro e ai ragazzi: per piacere, divertitevi, ma senza proprio strafare. Ecco. Senza strafare. Sindaco, al di fuori della scaletta, volevo sempre però su questo argomento, che ne pensa lei della vicenda del Madre? Ma guardi, anche qui bisogna vedere la sostanza e la forma. La sostanza, che in un museo diventi anche un centro di aggregazione sociale, che possa sopperire a due... Beh, come diventa anche nelle metropoli europee, diciamo. Ma per amor di Dio, ma insomma dappertutto. Io ho mangiato tante di quelle volte al Louvre, anche perché si mangiava poco. Era un modo piacevole per stare insieme con altri giovani quando studiavo a Parigi, quindi in sé non vedo niente di male. Certo, bisogna che ci siano gli accertamenti sanitari, gli accertamenti antincendio e soprattutto che non ci siano scontri fra istituzioni. Qui dicono che io penalizzo la polizia municipale, non mi salta neanche in mente, sono gratissima al generale Sementa per il lavoro che sta facendo. Però io immagino di più uno scontro vigili urbani ladruncoli piuttosto che vigili urbani museo della regione. Certo, ci mancherebbe altro. Mario Fabroni, direttore di Leggo, sindaco, le chiede: era necessario aumentare del 38% la TARSU, la tassa sui rifiuti? C'è una legge dello Stato, basta che si legga la Gazzetta Ufficiale, una legge dello Stato che prevede che a partire dal 31 dicembre 2008, se vuole dal 1 gennaio 2009, TARSU deve coprire interamente il costo dei rifiuti. Devo dire che con il governo io ho provato in tutti i modi, ma non solo io, l'ANCI e anche i comuni di centrodestra, a chiedere o uno spostamento del termine o una gradualità nell'applicazione della tassa. Non c'è stato verso, alle leggi dello Stato si ubbidisce.